Ho trovato qui un'esperienza non me lo sarei mai immaginata. Ho avuto modo di conoscere la clinica molto divertente sinceramente, perché io andavo al mare in Sardegna, 4 anni fa, e vedevo dottor Palmas con questi cartelloni che diceva: "Dottore sardo in Moldavia", e io dicevo a mio marito: "Ma chi è quel pazzo che va fino in Moldavia a farsi i denti? Cioè è lontanissimo". E quindi lo prendevamo in giro ogni volta che andavamo al mare sinceramente. Poi invece ho avuto dei problemi per via della mascherina, perché molto probabilmente il mio acido della pelle dell'alito, il mio respiro mi ha peggiorato la piorrea, perché era, lenta, però si è avanzata molto velocemente. E allora, mi è venuto in mente quel dottore in Moldavia, perché una mia amica rumena mi fa: "Perché non vieni in Romania?" Ho un'altra amica in Croazia, gli ho detto: "No, voglio andare a provare a vedere come funziona da Palmas". Ho trovato qui un'esperienza, non me lo sarei mai immaginata. Poi comunque, mi dava sfiducia anche la clinica, il senso di andare in una clinica con dei professionisti, con, questa cosa che mi rendeva protetta. Quindi invece se vai dal dentista tuo, ti mandano a casa, poi se hai dei problemi ti mandano magari in ospedale. No, 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 io volevo una cosa che mi coccolasse, e infatti devo dire che sono stata coccolata da tutti. Sono tornata in Italia, ero felicissima, talmente felice che ho cominciato a raccontarlo a tutti, poi tutti mi vedevano giustamente un po' cambiata perché io ho i denti un po' diversi. E allora mia consuocera: "Io ho un problema", mio marito: "Anch'io ho un problema", e sono qua tutte e due. Quindi ho fatto una buona pubblicità, anche perché il mio lavoro è quello, commerciale, quindi riesco a convincere anche la gente solo col mio sorriso e dando molta enfasi, perché è quella che è vera. Alcune persone non si son ricordate di niente, perché forse i 2 anni, 1 anno con la mascherina, non mi avevano dimenticata, perché alcuni dicono: "Ma sei uguale prima, no?" Alcuni: "Ma hai fatto un intervento chirurgico? Ti sei tolta qualche ruga?" Io: "No, solo il sorriso." Quindi no, adesso anche i miei clienti mi dicono: "Che bel sorriso", e anche alcuni, gli ho già detto di venire qua, perché ho una cliente anche che doveva andare dal dentista a fare un intervento anche molto importante, e gli ho detto: "Ma tu vai, prova, informati, non è che ti sto costringendo, vai". E infatti anche lei sta già cominciando a informarsi, ha già telefonato qui, quindi poi vedremo. Ma è ovvio, io sono poi una che contagia, quindi e quindi sì, è cambiata molto, molto, molto in meglio. Hai voglia, proprio col sorriso.